maniera molto semplice, i cittadini delle province di Venezia e di Belluno riceveranno a casa per tempo, è già cominciato il servizio dai primi di settembre, un avviso di scadenza del bollo auto, che sappiamo essere un tributo che non ha una scadenza regolare perché è legata a volte all'acquisto dell'automobile, al passaggio di proprietà, insomma alla rottamazione, a volte insomma a tanti fattori e quindi a volte lo si dimentica in maniera assolutamente involontaria e quindi si va incontro a delle sanzioni. E quindi è un modo per andare incontro ai cittadini, per dare loro un nuovo servizio. Siamo la prima regione d'Italia che parte con questo servizio, appunto in 2 province in maniera sperimentale e poi dal 1° gennaio in tutto il resto della regione. Peraltro sono pochi giorni che sono partite le lettere e già abbiamo qualche riscontro positivo, insomma, da parte dei cittadini. La nostra è una lettera molto gentile in cui diamo appunto notizia: caro cittadino, tra pochi giorni avrai la scadenza del tuo bollo auto, ma invitiamo anche a poter verificare che i dati da noi riportati siano esatti, in modo tale che poi non vi sia nessuna svista nell'elaborazione dei dati. Tutto qui in maniera molto semplice, un bel rapporto, un'attenzione in più ai nostri cittadini che, devo dire, in questi anni ci hanno anche accompagnato quando abbiamo ricevuto appunto ereditato la gestione del bollo auto dallo Stato in maniera, devo dire, molto difficile, in quanto gli archivi erano assolutamente sporchi, come si suol dire, insomma poco efficienti, e quindi molti cittadini hanno ricevuto degli avvisi di pagamento senza averne invece motivo. Invece vi è stata una grande collaborazione, è un modo per ringraziare.